settore. Smog da domani in vigore a Treviso, il massimo livello di allerta, stop anche ai diesel fino a Euro 4 a uso commerciale, ma attenzione anche le stufe a pellet possono essere accese solo quelle di ultima generazione. Sfreccio a 127 km/h in centro a Montebelluno dove il limite è a 50, automobilista troppo veloce per essere fermato dalla polizia locale, ma il velomalfiche lo incastra, sanzione da 847 euro. E sempre a Montebelluno a 45enne vivo per miracolo dopo che il furgone che guidava si è letteralmente spezzato in due dopo lo scontro con un'auto. Manovra economica a Mogliano, il presidente di Confindustria Veneto Enrico Carraro vede un clima difficile per chi vuole fare impresa nel nostro paese. Distraggono un'anziana all'uscita del centro commerciale a Castelfranco e la derubano del portafoglio, ma la donna non si perde d'animo, chiama i carabinieri e fa bloccare le due ladre. Mancati pagamenti, hotel a 3 stelle di Cortina affacciato sul Monte Cristallo viene messo sotto sequestro, i clienti sfrattati dalle camere. Sport basket a Milano, quinta sconfitta consecutiva per la De Longhi Treviso, situazione sempre più difficile in classifica per i ragazzi di coach Menetti. Buonasera e ben ritrovati dalla redazione di Treviso. Dunque l'avete sentito, lo smog in primo piano. Da domani in vigore anche a Treviso per la prima volta il massimo livello di allerta. Stop anche ai diesel fino a Euro 4 a uso commerciale, ma attenzione anche alle stufe a pellet, possono essere accese solo quelle di ultima generazione. È la prima volta siamo arrivati in questa situazione legata al fatto che la piovosità è bassissima e quindi andremo avanti finché non ci saranno delle condizioni climatiche differenti o non pioverà e sinceramente non vediamo questa prospettiva a breve termine. 10 giorni consecutivi di sforamento dei limiti di polveri sottili nell'aria e Treviso, come quasi tutti gli altri capoluoghi veneti, innalza i provvedimenti antismog. Scatta l'allerta rossa con il risultato che la mattina dalle 8.30 alle 12.30 non potranno circolare nel territorio comunale, non solo in centro, anche i mezzi commerciali diesel fino a Euro 4, con intuibili disagi per chi deve lavorare. Sì, sicuramente noi abbiamo cercato di fare tutta una serie di deroghe che consentono le emergenze, ma è chiaro che anche i trasportatori dovranno attrezzarsi per muoversi all'interno del comune di Treviso seguendo e rispettando quelle che sono le normative. Tutte le deroghe e i moduli per usufruirne sono scaricabili dal sito del comune di Treviso, dove sono indicati anche i percorsi autorizzati, quelli che sfruttano la tangenziale e le sue uscite. Allerta rossa che rischia di permanere per almeno una settimana. Nel frattempo, per non aggravare la già pessima qualità dell'aria, anche il cittadino che non si mette al volante è chiamato a fare la propria parte. Attenzione quindi anche all'uso delle stufe a pellet. Usare quando possibile i mezzi alternativi all'automobile, quindi utilizzare il trasporto pubblico o la bicicletta, ma soprattutto ridurre quello che è l'utilizzo al massimo, quello che è l'utilizzo di combustibili alternativi quali legna o pellet, ma soprattutto è divieto di utilizzo di stufe a pellet che non siano a 3 stelle. Provvedimenti antismog applicati al livello di massima severità previsto in ordinanza dunque. È stato fatto tutto il possibile, anzi è stato fatto di più che precedentemente per trovarci in questa situazione in maniera pronta, però è chiaro che non possiamo combattere contro le condizioni climatiche. Io sottolineo ancora che, visto come si è chiuso la manovra finanziaria che non prevede praticamente nulla per i comuni, soprattutto quelli virtuosi per l'ambiente, ecco, forse qualcun altro dovrebbe sentirsi leggermente in colpa. Situazione smog che preoccupa anche le forze politiche di opposizione che di fronte all'innalzamento dell'allerta sollecitano Casugana a studiare per tempo le contromisure a un problema ormai cronico. È un problema in primis sanitario, non è un problema solo ambientale, è un problema sanitario. E come tale l'inquinamento dell'aria va trattato, secondo il capogruppo del Partito Democratico a Palazzo dei 300, Stefano Pelloni, che parla di situazione preoccupante che andrebbe affrontata con diversi mesi d'anticipo e non quando l'emergenza puntuale si ripresenta. Magari dovremmo cominciare a pensarci già da giugno-luglio, sapendo che non si tratta di un'urgenza, ma ahimè di un fatto che accade ogni anno. Quello che si chiede all'amministrazione comunale, ma anche sovracomunale, quindi alla provincia, alla regione e anche al governo, di occuparsene in maniera sistemica già da giugno affinché non siamo colti da urgenze, emergenze oggi. O con provvedimenti
rispetto alla questione dell'inquinamento dell'aria. Da un lato il nostro comune, visto che è governato dallo stesso partito, la Lega, che governa provincia e regione, dovrebbe aumentare il dialogo con l'obiettivo di trovare delle soluzioni anche appunto con regione e provincia. Dall'altra parte, prosegue Lo Sapio, la giunta sul tema ambiente cade spesso in contraddizione e ricorda la sua mozione per prevedere rimborsi chilometrici a chi utilizza la bicicletta per andare a scuola o al lavoro, bocciata poche settimane fa. È una realtà in tanti altri comuni italiani all'estero. Qua a Treviso, con motivazioni che stanno poco in piedi, la proposta è stata bocciata. Tra l'altro è stata bocciata da chi adesso invita i cittadini trevigiani a utilizzare la bicicletta. L'appello del consigliere è quello di sedersi attorno a un tavolo per valutare insieme tutti quei piccoli grandi provvedimenti che potrebbero contribuire a migliorare un'ormai cronica condizione di inquinamento. Siamo alla cronaca, ritiro della patente da 6 a 12 mesi, una sanzione da 847 euro è quanto rischia il conducente dell'Auto A6 che è stato pizzicato a Montebelluna mentre sfrecciava su una strada urbana con un limite di 50 km/h ad una velocità di 127 km/h. A constatare l'infrazione la rilevazione del velomatico è collocato dagli agenti della polizia locale presenti sul luogo lungo via delle Piscine a contea di Montebelluna. Data l'elevata velocità, gli agenti non sono riusciti a fermare il conducente, al quale comunque sarà inviata la notifica dell'infrazione. Spetterà invece alla prefettura, una volta ricevuto il rapporto, stabilire la durata della sospensione della patente. Ed ora l'incidente è avvenuto poco prima di mezzanotte a Montebelluna. Un furgone si è letteralmente spezzato in due dopo un violento impatto contro un'auto. Un impatto violentissimo tra un furgone e un'auto. L'incidente è avvenuto pochi minuti prima di mezzanotte in via Caonada a Montebelluna. Il primo mezzo, a causa dello schianto, si è letteralmente spezzato in due, completamente sventrato. Ferito in maniera fortunatamente non grave il conducente del furgone, che è stato soccorso prima dai vigili del fuoco e poi portato in ospedale dai sanitari del SUEM 118. Saranno le forze dell'ordine a stabilire l'esatta dinamica dell'incidente, che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi viste le condizioni dei mezzi coinvolti. Scarcerati e finiti agli arresti domiciliari, 2 uomini di 35 e 40 anni arrestati giovedì dalla squadra mobile di Treviso con l'accusa di traffico di stupefacenti. Gli agenti avevano sequestrato, oltre ad anabolizzanti, metanfetamine, ecstasy, chetamina, eroina, morfina, anche più di 11 litri di GBL, un acido conosciuto come la droga dello stupro perché, se somministrato in piccole dosi, causa la perdita dei freni inibitori della memoria. Nell'interrogatorio il 35enne si è difeso sostenendo che la sostanza veniva usata come detergente della macchina per la stampa di cui è rappresentante. Il GIP ha convalidato l'arresto ma accolto la richiesta della difesa e modificato la misura cautelare da custodia in carcere ad arresti domiciliari. Ed ora parliamo invece di economia con i temi affrontati dal presidente di Confindustria Veneto Carraro oggi a Mogliano. Il presidente di Confindustria Veneto, Enrico Carraro, arriva a Mogliano per il convegno organizzato dalla CISL sulle imprese locali acquisite da aziende o fondi stranieri. Un tema di grande attualità. Sono convinto che per il nostro territorio sia importante ricevere, accompagnare, invitare le aziende internazionali, ha spiegato Carraro, legato a questo tema, quello della partecipazione dei lavoratori all'amministrazione aziendale. Non sono contrario a priori, evidentemente il modello tedesco, che è un modello di successo, hanno contribuito a qualche cosa, ma vanno viste le specificità di quel paese. Oggi non vedo che oggi ci sia la necessità da parte delle imprese di aprire a questo tipo di modello. Il numero 1 degli industriali veneti è poi tornato sulla proposta della presidente di Assindustria Veneto Centro, Maria Cristina Piovesana, di creare un soggetto che possa portare alla nascita della Patreve, ovvero di un'area metropolitana che graviti intorno a Venezia, Padova e Treviso. Manchiamo in questo territorio di competitività e di attrazione un po' per questi che chiamiamo i giovani cervelli in fuga, che non trovano più un ambiente per sviluppare anche le loro professionalità. Io più che a una capitale vedo a una diffusione
a una diffusione del territorio. Per quanto riguarda poi il dopo boccia, Enrico Carraro ha spiegato come sia in corso il dibattito all'interno di Confindustria anche con gli altri presidenti e a proposito di futuro non convince del tutto la manovra economica del governo. Vedo alcune poche novità, vedo ancora grandi difficoltà per le imprese, vedo ancora un clima così difficile per chi vuole fare impresa nel nostro paese. Quello che non stanno facendo è costruire un clima sereno nei confronti degli investitori e degli imprenditori. I sindacati questa mattina hanno organizzato un volantinaggio all'esterno dell'aeroporto Canova per informare i viaggiatori di quanto sta accadendo dopo lo stop al master plan dello scalo trevigiano. Intanto sulla vicenda interviene il sottosegretario Baretta. Dopo le rassicurazioni ricevute sabato a Cassugana dai sindaci di Quinto e Treviso, ai quali i lavoratori dell'aeroporto Canova hanno consegnato 550 firme, ora arriva l'impegno del sottosegretario all'economia Pierpaolo Baretta, che si è detto pronto ad affrontare la questione dopo lo stop ministeriale al master plan dello scalo trevigiano. Questo impegno del governo di metterci mano e pertanto appunto siamo qua davanti e possiamo vedere direttamente i disagi di portare avanti quello che è il master plan, ovviamente con, se servono, correzioni, modifiche da integrare, però sicuramente con dei tempi assolutamente veloci. Anche la Regione, che segue con attenzione gli sviluppi della vicenda, confida in un intervento del governo. Speriamo bene, visto che i problemi derivano dal governo, il ministro Costa ha fatto uno scivolone clamoroso, speriamo che qualcun altro del governo ci metta una pezza. Certo che nella situazione in cui siamo ora siamo veramente in una situazione di grande incertezza nella quale rischiamo di perdere un'infrastruttura importantissima per Treviso. Ricordo che si tratta dell'aeroporto più vicino a quelle che sono le future Olimpiadi. Intanto i sindacati hanno organizzato 1 o 2 giorni di volantinaggio all'esterno dello scalo per rendere partecipi i passeggeri di quanto sta accadendo e i possibili rischi a cui si potrebbe andare incontro. Se qualcuno dovesse decidere per una riduzione dei voli ci sarebbe un impatto sull'occupazione non indifferente. Una riduzione dei voli potrebbe sicuramente impattare su quel passeggero magari ricorrente che utilizza delle destinazioni che magari potrebbero essere appunto tagliate. La riduzione dei voli comporterebbe appunto questo taglio e più che altro anche la non possibilità di fare i miglioramenti per questo aeroporto. Certamente non stiamo parlando di aumento dei voli ma soltanto miglioramenti della struttura. I sindacati hanno ricordato come non si chieda di aumentare il numero di voli ma di mantenere l'attuale situazione e come il blocco del master plan non consenta di realizzare le opere di mitigazione previste. Per mitigare sia i rumori, sia l'inquinamento, sia le strade qui che collegano l'aeroporto, nonché i parcheggi, e questo master plan dovrebbe essere il coronamento di tutta una situazione. Sul quarto lotto della tangenziale di Treviso, dopo l'intervento dell'assessore regionale alle infrastrutture Elisa De Berti, tornano all'attacco i residenti contrari all'opera. Non si risolve assolutamente niente, non sono queste scelte strategiche, sono scelte politiche, elettorali per esibire i trofei. Importa ben poco a Marilena Rosada, da sempre in prima linea contro la realizzazione del quarto lotto della tangenziale di Treviso, che la Regione sia alle prese con un'estenuante attesa della firma da parte del Premier Giuseppe Conte del decreto che dovrebbe sbloccare l'intervento, mentre l'assessore Elisa De Berti si interroga sull'effettiva volontà di PD e 5 Stelle di dare il via a opere ritenute fondamentali. Rosada torna a ribadire l'inutilità dell'infrastruttura. Poco tempo fa ha dichiarato lei e anche Vernizzi che 40 milioni per il teraglio est sono troppi, sarebbe una spesa assurda. Allora io voglio dire, per i 3,5 km uguali del quarto lotto 57 milioni di euro, ma non saranno 57, molti di più perché è un prezzo di tanto tempo fa, più tutti gli espropri che non hanno calcolato, saranno 100-120 milioni di euro per 3,5 km che non risolveranno assolutamente niente. Al di là della difficoltà di collegare un eventuale quarto lotto alla viabilità esistente, per i residenti della zona di Sant'Anna l'intervento non aiuterebbe comunque lo smaltimento del traffico cittadino. Per velocizzare, per diminuire l'inquinamento, non è che facendo strade nuove si elimina il traffico, bisogna investire nei trasporti, bisogna fare come in Svizzera, autobus continuamente, che puoi scendere da un autobus, prenderne un altro con un unico biglietto, con un prezzo irrisorio.
Questo è fare qualcosa. Rosada attende ora un confronto con il sindaco Conte, che era stato qui un anno fa a rassicurare i residenti, ma il quarto lotto è tornato alla ribalta e tra loro monta di nuovo la preoccupazione. Sit-in davanti al municipio di Preganziol dei lavoratori del polo assicurativo Previ Medical, oggi in sciopero al centro della protesta, il futuro aziendale e la situazione contrattuale. Stessa mansione, stessa retribuzione. Giornata di sciopero e sit-in davanti al municipio da parte dei lavoratori di Previ Medical, polo assicurativo di Preganziol, che chiedono di poter riprendere la trattativa avviata a luglio con l'azienda. Noi vogliamo con forza che l'azienda ci porti ad un tavolo serio, ad un tavolo che abbia delle decisioni importanti e soprattutto a un tavolo che vada a risolvere le situazioni dei lavoratori. Sul tavolo della trattativa prima di tutto l'inquadramento dei dipendenti. Un passaggio ad un contratto più importante che il contratto assicurativo. 40 dei lavoratori oggi presso Previ Medical hanno avuto il beneficio di avere il contratto assicurativo. Noi pensiamo che tutti i lavoratori debbano avere questo contratto. Ma a preoccupare i lavoratori anche il paventato acquisto da parte di Intesa San Paolo del 51% di RBM Salute, società di RBM Old di cui Previ Medical fa parte. Si tratta pure di capire qual è il piano industriale, quali sono le condizioni per cui ci terrebbero eventualmente a lavorare lì e qual è il destino dell'azienda di Previ Medical. I lavoratori hanno ricevuto la solidarietà del sindaco di Preganziol, Galeano. Sono tanti giovani nel nostro territorio che sono occupati in questa azienda, quindi ovviamente, ripeto, seguiamo con attenzione la composizione di questa vertenza. Siamo qui e speriamo davvero che al più presto si arrivi a una definizione dell'avvertenza. 2 donne pregiudicate di origine bulgara di 26 e 22 anni senza fissa dimora sono state arrestate dai carabinieri di Castelfranco per furto aggravato in concorso. Sabato pomeriggio le due hanno avvicinato fuori da un centro commerciale un'anziana pensionata con la scusa di chiederle delle informazioni. Mentre una parlava con la donna, l'altra riusciva a prendere dalla borsa il portafoglio contenente 200 euro in contanti e 2 carte di credito ed effetti personali. Una volta accortasi del furto, l'anziana ha chiesto l'intervento dei carabinieri impegnati in un servizio di prevenzione dei furti, che sono riusciti a bloccare le 2 donne, recuperando la refurtiva poi restituita alla vittima. Ed ora ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, rimanete con noi. Treviso. Rieccoci nuovamente in studio, torniamo a parlare delle multe da 400 euro a chi non raccoglie i bisogni del cane a Treviso. Il parere ora dei trevigiani. La maximulta elevata al 59enne trevigiano che non ha raccolto i bisogni del cane ha fatto discutere in città. 400 euro sono tante secondo alcuni, ma poi il coro è unanime. È giusto così, bisogna che la gente abbia più senso civico. Sì, è un po' eccessivo, cioè certamente il regolamento c'è, quindi andrebbe rispettato. È giusto e non dovrebbero darne anche di più perché le persone sono molto incivili. Ma sui soldi quello magari si può discutere, però è giusto. Cioè, uno ha un cane, ha delle responsabilità. Dobbiamo dire che in città c'è una signora che quando porta a passeggio il cane è abituato, che aspetta un attimo e mette sotto un foglio di giornale per non sporcare le piastre. È bellissimo educare un cane a fare anche questo. Sono tanti soldi, però basterebbe che cominciassero a multare, cioè in realtà non serve neanche così tanto, perché poi quello poretto è stato preso come capro espiatorio, però effettivamente sulle mura non si camminava più. In estate poi, dicono i cittadini, la situazione peggiora. Ben vengano le multe per chi non rispetta le regole. È giusto e che serve anche ad esempio, insomma. Giustissimo, tanti però giusto, giustissimo. Sono perfettamente d'accordo. Io ho sempre raccolto. Sono tanti soldi, ma io per esempio ho appena raccolto quello che dovevo raccogliere e l'ho eliminato. Oddio, 400 euro sono tanti. Da un lato esistono comunque i sacchettini, quindi se uno ha un cane e lo porta fuori per il centro città deve sapere che deve raccogliere i suoi bisogni, insomma, per civiltà e per rispetto nei confronti di tutti. Siamo allo sport basket, la De Longhi alla quinta sconfitta consecutiva in zona retrocessione in classifica. Ieri il pesante stop con Milano, con un risultato che però secondo coach Menetti non racconta la verità sulla gara.
24 punti di scarto rispetto a quello che si è visto in questi 30 minuti. 91-67, 24 punti di scarto. È questo il rospo più grosso da ingoiare per coach Menetti, perché non racconta di una gara nella quale Treviso è rimasta a lungo testa a testa contro una squadra come Milano e per di più in trasferta. Ma tant'è. I conti si fanno alla fine, i conti dicono 91-67, ma soprattutto quinta sconfitta in fila. È una classifica che si fa preoccupante, allontanando sempre di più le immagini della festa promozione di questa estate. Non era certo dalla gara contro Milano che ci si aspettava la vittoria a scacciacrisi, ma resta il momento più difficile per la De Longhi. Per questo Menetti cerca di mantenere la calma e di guardare, tutto sommato, al positivo. Noi abbiamo fatto 30 minuti molto belli, gagliardi, con grande energia e in qualche modo che danno continuità finalmente a una bella settimana di lavoro senza problemi, e questo era il nostro unico grande obiettivo. Peccato che abbiamo perso un po' fiducia nel momento in cui ci sono usciti 2 o 3 palloni. Nel primo quarto addirittura Treviso chiude in vantaggio e l'ultimo allungo arriva al minuto 26 quando la De Longhi è avanti 55-50. Ma se non pungi dentro l'area e a un certo punto ti affidi esclusivamente al tiro dalla lunga distanza, puoi pagare una certa serata storta chiusa al 29% di realizzazione. Per mezz'ora in gioco, poi il crollo nell'ultima frazione con appena 11 punti messi a segno. Ciò che mi infastidisce, devo dire la verità, sono i 24 punti, perché uno oggi guarda televideo o il risultato da qualche parte su un tablet e dice dominati. No, per niente, anzi abbiamo solo avuto purtroppo anche la poca freddezza e la sfortuna che nel momento in cui avevamo raggiunto il massimo vantaggio ci sono state un paio di situazioni e in più l'ultimo possesso dell'ultimo quarto dove ci è mancato un po' di freddezza. Ecco. Il problema è che da ora in poi esiste un solo imperativo: vincere, perché un filotto di 6 sconfitte potrebbe creare una voragine difficile da richiudere. Ed ora siamo alla nostra pagina da Belluno e provincia. Hotel sequestrato, clienti costretti a lasciare le camere. È successo in un albergo a 3 stelle a Cortina di fronte al Monte Cristallo. L'ufficiale giudiziario si è presentato in hotel l'altra mattina con i carabinieri e ha messo la struttura sotto sequestro per mancati pagamenti. Si tratta dello Sport Hotel Pocol, sole 16 camere per una trentina di posti letto, vittime collaterali della situazione, i clienti che sono stati sfrattati dalle loro camere, trasferiti in strutture vicine, ma altri avevano prenotato su Booking e per questo fine settimana si sono trovati l'amara sorpresa delle camere sotto sequestro. Nuova battaglia legale tra Veneto e governo, in ballo i vincoli paesaggistici imposti sul Comelico. Per la regione un'invasione di campo intollerabile, scatta un doppio ricorso, l'annuncio del governatore Zaia. Siamo convinti che i vincoli paesaggistici posti appunto tra il Comelico e la Val d'Anziei dal Ministero siano vincoli posti, ma sono competenze della Regione, per cui c'è un'invasione di campo, definiamola così tra virgolette, da parte del Ministero. Non siamo dei guerrafondai, ma dobbiamo difendere i nostri territori. Se lo Stato invade il campo e le competenze, la battaglia sarà anche davanti alla Corte Costituzionale. Il governatore Zaia l'aveva annunciato quando la bufera era scoppiata negli ultimi mesi del 2019, ora è ufficiale. Il caso dei vincoli paesaggistici imposti con un decreto dal Ministero dei Beni Culturali nel territorio tra Comelico e Val d'Anziei diventa battaglia legale e con un passaggio in più, un doppio ricorso. Abbiamo dato mandato alla nostra avvocatura di ricorrere non solo al TAR, come faranno i comuni e gli altri coinvolti, annuncia il governatore, ma anche alla Corte Costituzionale. Invasione di campo intollerabile dunque per la Regione e non solo, visto che in questi mesi a rivoltarsi erano stati pure i comuni e le categorie economiche, perché quei vincoli hanno una conseguenza concreta. Significa non poter più realizzare l'impianto di collegamento, detta proprio in soldoni, tra il Comelico e la Valpusteria. Collegare il Comelico con la Valpusteria dal punto di vista sciistico, di carosello sciistico, significa offrire un'opportunità a tutta la parte del Comelico che oggi non ha. Capisce anche lei, capiscono tutti, anche i non esperti di montagna, che se il Comelico avesse un collegamento alla Valpusteria diventerebbe ancora più attrattivo e potremmo anche far fronte a quello che oggi è il vero dramma del Comelico, che è lo spopolamento. In ballo ci sono i mondiali di sci 2021 e le Olimpiadi invernali 2026, appuntamenti troppo importanti per la montagna bellunese, che paradossalmente solo sabato scorso ha visto inaugurare dal ministro Federico D'Incà, assieme ai vertici della regione e della provincia, la Freccia nel cielo, nuova cabinovia di Col Druchet sopra Cortina. Quei vincoli allora fanno ancora più arrabbiare la regione, anche perché, spiega Zaia, il collegamento Comelico-Valpusteria è un'opportunità. Io penso che sia anche un buon punto di equilibrio tra la sostenibilità e il rispetto dell'ambiente e quello che poi significa anche mantenere la presenza dell'uomo nella montagna.
La montagna senza uomo non può vivere e l'uomo senza montagna è in egual misura. Approvata la legge regionale sugli orari delle sale slot, il sindaco Jacopo Massaro: siamo soddisfatti, ora faremo in modo che tutta la provincia possa emanare la stessa ordinanza. Era attesa da tempo ed ora è arrivata la notizia. È stata approvata la legge regionale che regola gli orari delle sale slot e le macchinette nei bar. Soddisfatto il sindaco di Belluno Jacopo Massaro, che si è subito attivato per far sì che questo provvedimento possa essere uguale per l'intera provincia. Già presi contatti con tutti i comuni della Val Belluno e presto anche con quelli dell'Agordino e del Cadore. Questo consentirà in qualche modo di combattere il gioco d'azzardo o quantomeno di smussarne un pochino i suoi effetti, ma ci consentirà anche di evitare il fenomeno, diciamo, della migrazione da un comune all'altro, come oggi invece avviene purtroppo, e questo è un dato molto negativo. Un'ordinanza nella quale verrà stabilita la chiusura delle sale slot in alcune fasce orarie, ma il provvedimento regionale stabilisce anche altro. È un provvedimento positivo da parte della Regione ed è positivo anche per un altro aspetto, che individua gli sportelli bancomat come luoghi sensibili, cioè luoghi da cui devono stare distanti queste sale, perché dove si maneggia il denaro ovviamente c'è più diciamo, facilità di essere tentati di giocare. Noi questo, che i bancomat fossero dei luoghi sensibili l'avevamo già detto, l'avevamo inserito in un regolamento comunale che non è piaciuto alle sale slot, che ci hanno fatto causa, hanno impugnato questo provvedimento. Nei prossimi giorni Belluno, comune capofila, inizierà il lavoro di stesura del provvedimento. Il nostro obiettivo non è danneggiare le attività economiche, assolutamente no, il nostro obiettivo è invece di carattere sanitario e quindi di combattere un problema di salute, di combattere un problema di ordine pubblico, perché abbiamo avuto parecchi problemi anche nella nostra provincia a causa delle sale slot. In questa maniera, spiega il sindaco, vogliamo evitare quel fenomeno di migrazione di giocatori patologici che passano da un comune ad un altro conoscendo gli orari di chiusura delle varie attività. Prima di chiudere vi ricordo fra qualche minuto, 20:10, si parlerà della battaglia contro lo scontrino elettronico insieme a Cesare De Stefani, titolare Osteria Senza Oste. E subito dopo vi ricordo invece, non perdete la nostra trasmissione Ring, Governo in ritiro. Questa sera dunque alle 21:15 torna Ring dal ritiro spirituale del PD al possibile ritiro di Di Maio, poi dati record sul lavoro ma gli imprenditori furiosi. Ne parliamo con Alessandro Bisato del PD, l'onorevole Sara Moretto, Italia Viva, Vincenzo Marinese, presidente Confindustria Venezia Rovigo, Gianluca Forcolin della Lega e Simone Scarabel del Movimento 5 Stelle. Questa era l'ultima notizia, vi lascio come sempre alle nostre previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito, buona serata. Isola i cassonetti delle tapparelle con Isola Tutto. Il kit fai da te che elimina spifferi e rumori e fa risparmiare. Isola Tutto De Faveri. Bentrovati al meteo. Sul Triveneto si estende un promontorio anticiclonico che manterrà ancora condizioni di tempo stabile e senza precipitazioni. Il dettaglio di martedì 14 gennaio. Sul Veneto sarà asciutto e soleggiato con cielo poco nuvoloso in montagna, nubi basse e nebbie anche fitte, invece in pianura localmente persistenti anche per tutto l'arco della giornata. Vediamo anche le temperature minime sotto zero praticamente ovunque, massime tra 4 e 6 gradi circa. La previsione ora del Friuli Venezia Giulia, dove il sole sarà un po' dappertutto, solo con qualche addensamento, ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime tra lo 0 e i 5 gradi, massime tra 6 e 8 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove sarà anche qui ampiamente soleggiato, il cielo sarà sereno o al massimo velato un po' su tutti i settori della nostra regione. Temperature minime anche qui sotto zero, massime fino a 7 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Isola i cassonetti delle tapparelle con Isola Tutto. Il kit fai da te che elimina spifferi e rumori e fa risparmiare. Isola Tutto De Faveri.